Opa, Mondi. Cato e il marron. Ecco. Ai, ai, ai. No, la cosa si fa grave in Italia, perché praticamente il lavoro è quasi completato con quello di passaggio dei cavi, però niente, a me scappa di fare un fax e fra un po' mi chiudono la corrente. Cioè, come puoi tu comandare un culo e dirgli vai a comando? Cioè, capisci? Ormai hai imparato bene i capelli di Mirko. Eh sì, perché inquadrature è più o meno sempre qui. E Pulmin è morto. Con Mirko che gasta le batterie. Il regolatore è Gadito, basta. morto. Ah no, è morto. Il regolatore, Gadito, basta. Ma sì, probabilmente può essere che nella puntatina di oggi tu stai vedendo queste cose, in più anche quella di ieri, e non ci stai capendo niente su cosa stiamo facendo, ma è semplicissimo. Allora, avevo un cavo del comando degli scarichi che andava a penzoloni e arrivava fino davanti. E allora semplicemente l'abbiamo fatto correre per tutte le canaline. Beh, semplicemente quanti porchi che le andava via. No, niente. Dorobette. E contemporaneamente è questo che ti ha creato la confusione. Mirko ha predisposto intanto i cavi nuovi più grossi per il DC-DC charger da 60 A, che è quel strafante che ti avevo già raccontato per vedere i video, è quello che ti fa caricare 60 A continui grazie all'alternatore del motore. E oltre a mostrarti la sua capigliatura, il suo taglio e la sua salute cutaneo-capellare, sta rimuovendo le vecchie batterie, queste sono la serie diciamo economica di S-Tech, per far spazio alla serie Pro. E poi mi dice sempre, ma qual è la differenza tra le Pro e economiche? Io dice Diego. Ok. Si ringrazia anche Olight per le torce da misteri. Addio una, bye bye, è stato bello. Addio, addio altre 200 ampere di litio. Addio. Benvenuti altri 200 ampere. No, aspetta, adesso voglio fare una recensione unica nel mondo dei camper. Sì, una cosa che può essere utile veramente a tantissime persone. Come vanno le 0 ampere di litio? Allora, innanzitutto, devo dire che effettivamente il peso è notevolmente migliorato. Da quando ho installato le 0 ampere di litio, non solo ho guadagnato in termini di peso, ossia prestazioni e consumi del mio mezzo per la ricreazione, ma anche in termini di spazio. Ora posso nascondere tutte le mie cose illegali nel sottopanca. Consideriamo anche che il minimal quest'anno è tornato di moda, quindi insomma grazie alle 0 ampere di batteria al litio, vedi, io non ho più i pensieri di dover tenere sotto controllo i consumi, i livelli di carica. Ho risolto quel fastidiosissimo problema di Alessia che diceva lavati le mani, lavati i denti, basta, adesso basta, finito tutto. Anche per quanto riguarda l'aspetto lavorativo, la mia vita è nettamente cambiata. Si ringrazia il gentile CP per le alitate, le sbadigliate, gli starnuti e le scatarate. Acquista anche tu un CP, perché i purificatori d'aria, se roba da sfigati. L'uomo duro è quello che vive in mezzo ai batteri. Quel giorno proseguimmo allo sfoltimento, nonché alla riorganizzazione dei cavi del pulmino. Esatto. Eh sì, perché se io dopo sto video me lo riguardo tipo da vecchio, fra un anno o due, se è giusto che parlo del passato? Aspetta, perché con Mirko abbiamo imbastito una sorta di nuovo marketing. Il bus bar, firmato Bus by bar. sindaco, sì, in realtà non sarà un bus bar, ma sarà un pulmin bar. Non so che potevo inventarlo in vendita. No, è disponibile su Amazon Prime Music, Prime Video, eccetera. Sì, che monella. Vedi a volte la vita come bastarda. Perché Mirko è sempre col cul per aria. Ma manco fosse una bella figa. Spoiler. Abbiamo Diego della DS Tech che è venuto a consegnarci personalmente. Batterie, esatto, ho subito le consegne, i panetti. E un'altra cosa, vedi, una cosa che ho potuto notare, questa te l'anticipo io, è che le nuove 200 A, le Pro della DS Tech, sono parecchio più fine. Quindi per chi ha problemi di spazio, diciamo, hanno quella marcia in più.
Beh, sì, ok, no, aspetta, è sempre il discorso di ieri, siccome c'è gente giustamente che si è affezionata un po' alla storia di Pulmin, nel senso tutte le piccole migliorie, no, che si fa, anche perché insomma le piccole migliorie, quando si parla di decine, centinaia di migliorie, sono quelle che fanno la differenza. Allora, in questo caso diciamo, no, che le batterie, le nuove, le Pro della DS Tech sono più fine, ingombrano meno, quindi io ho approfittato per metterle per così, ok, come senso, e quindi mantenerle più al centro del camper per evitare, hai capito, il dondolamento tipico di alcuni camper. Quindi il più possibile il peso basso e al centro. Questo vale per tutto, per qualsiasi mezzo. Mai paura ragazzuoli, vi saltiamo, vi risparmiamo la noiosa fase di installazione, anche perché insomma sarebbe un video lunghissimo, no? Nel spiegare tutta l'installazione eccetera eccetera, ma semplicemente un piccolo punto della storia per dirti che adesso procediamo anche con la sistemazione finale dei cavi. Se non vuole Alzheimer giovanile, ti avevo anticipato che si sarebbe montato il DC-DC da 60 A. Ragazzoli, un consiglio che vi do io personale, è assolutamente personale, quando venite a farvi montare il DC-DC da Mirko, fatevi mettere anche il bottoncino per disattivarlo, perché tanto d'estate che cazzo ti serve? Perché d'estate hai i pannelli che caricano e in più magari hai anche il climatizzatore che va via, ti consuma le risorse dell'alternatore, del motore, hai capito? Quindi d'estate, quando c'è una bella giornata che le batterie cariche, disattivalo, c'è un pulsantino, te lo metti lì comodo, lo disattivi. D'inverno ovviamente no, d'inverno è sempre attivo. Drinlon, l'angolo dei ringraziamenti. Si ringrazia anche il gentile CP che come sempre ci ha offerto la sua cuccia. Sì, perché in realtà tutto l'impianto di DS-Tech qua del Pulmin eccetera sarebbe a cuccia del CP. Stop, fermi! Arrivati a questo punto, però giustamente nascono e rinascono le solite domande, ossia per quanto riguarda il DC-DC, ripeto, non può essere antipatico, però il video era già stato girato, quindi vai a cercare il video DC-DC Charger, puntine, ok? Quindi gli viene spiegato cos'è questo DC-DC Charger. Invece una domanda che mi viene fatta veramente spesso è, Sigano, ma cosa vuol dire e batterie economiche di ADS Tech e che differenza c'è con le Pro? Allora io ho detto, ma scusa un attimo, abbiamo qui Diego, approfittiamo, chiediamoglielo a lui. Le batterie, diciamo così, che hai appunto definito, descritto come economiche, sono delle batterie sempre litio ferrofosfato, sempre certificate e adeguate, diciamo così, all'utilizzo anche in mobilità. La grande differenza sta nel fatto che non hanno il sistema di preriscaldamento, non hanno il Bluetooth e in particolar modo le 200 hanno delle dimensioni, diciamo così, più grandi da 200 normali, mentre la serie Artica, diciamo così, la serie Pro, quella Artica, sono delle batterie che abbiamo progettato perché possano essere utilizzate, diciamo così, anche senza problemi con temperature molto basse. Perché questo? Perché le batterie al litio, tutte, proprio è la chimica, ha come principale limitazione probabilmente quella della ricarica a bassa temperatura. Quindi per ovviare a questo potenziale problema abbiamo progettato queste batterie in modo tale che se si provano a caricare sotto 0 gradi centigradi, quindi la batteria quando è al freddo, la corrente che viene immessa, anziché andare sulle celle e quindi a rovinare le celle, viene utilizzata per prima preriscaldarle fino a circa 7 gradi e poi inizia la fase di ricarica. Quindi si può tranquillamente, per chi ha il camper parcheggiato all'esterno, chiaramente chi ci vive probabilmente non ha il problema, perché se ce l'ha internamente, bene o male la temperatura è sempre sopra lo zero, perché altrimenti chiaramente non ci si sta all'interno. Per chi invece appunto c'ha il camper che viene lasciato per periodi più o meno lunghi anche a temperature basse, si ha la possibilità di accelerare il processo di ricarica, perché appunto vengono preriscaldate velocemente, in circa 20 minuti, 25, si passa da meno 18, meno 15 della batteria a appunto più 7, provate mettendoli in freezer e simulando la cosa, no? Quindi in 20 minuti circa si è pronti per ricaricarle. È tutto automatico, quindi non occorre fare niente, si cambia come si cambiano le batterie normalmente
e quindi c'ha questa funzionalità. Inoltre c'hanno il modulo Bluetooth per poter, diciamo così, vedere i dati e la situazione della batteria direttamente dal telefono. Poi chiaramente, come un po' in generale succede con le diverse cose, quelle della serie top hanno una qualità costruttiva proprio anche internamente, i supporti delle celle che necessitano poi di essere appunto distanziati per il sistema di preriscaldamento eccetera, quindi la costruzione è un po' diversa. L'altra cosa che è quello appunto delle dimensioni delle 200, che sono più come dire compatte rispetto alle 200 tradizionali. Pullman dai 1000 bottoni. Allora, il bottone stile vintage lì dietro è quello che attiva e disattiva il caricabatterie collegato al generatore, che dopo collegheremo anche alla colonnina del 220. Quello sopra, memo anche per me, perché se un giorno mi smentico come che funziona Pullman, questo serve per attivare e disattivare. No, quello nuovo che abbiamo messo, questo serve per attivare e disattivare il DC-DC, ok? E questo per attivare e disattivare il parallelatore. Ok, vedi ragazzi, sto giochetto del caricabatterie, so che pochissimi apprezzeranno questa cosa, che per me insomma è stata una genialata, perché ti dico, per me la corrente è sacra, io ci lavoro, ne consumo in quantità industriali e soprattutto non posso stare a risparmio, io ho bisogno di concentrazione e rilassamento nel lavoro, hai capito? Qui non posso stare lì a dire attento a non consumare, qua e là sto veloce, mi muovo, assolutamente no. E quindi sto discorso di avere un caricabatterie, per di più che lo puoi attivare e disattivare, che ti carica 60 Ah col generatore e adesso anche con la colonnina della corrente, è una genialata pazzesca. Ovviamente non funzioneranno tutte le colonnine, ok? In quanto ci sono aree camper che ti danno più e meno peso di corrente, diciamo ampere. Però insomma comunque nella zona ti dico che ce ne sono più di una che la fanno funzionare. Trovarsi magari a fermarsi una notte in area sosta e caricare 60 Ah le batterie è tanta roba, te salva il culo. Cosa, è saltata la corrente? No? No. Bellissimo vedere caricare Pullman a 70 ampere, bellissimo. E no, collegandoci al discorso che dicevo prima, per me, per il mio ufficio, cioè vedere i pannelli che caricano a 60 Ah, la colonnina 220 che carica a 60 Ah e il generatore che carica a 60 Ah, è tanta roba. La LPDM SRL o SPA, quel che te vuole compagna, apprezza notevolmente anche lo spazio nato a seguito della deframmentazione dei cavi. Sì, perché dopo mi ti spiega. Qua sopra che va una scatola con magliette e qua un'altra scatola, vedi tu? Esatto, eccola qua, che sei il cambio invernale e estivo, vedi tu? Io quando faccio il cambio invernale e il cambio estivo, tac. No, non sei riviste strane, sia maglietta del Pornhub, perché dopo so che in ti commenti hi ha sempre quella da ridere. Voilà, il lavoro praticamente concluso. Vi terrò aggiornati. Ciao a tutti. Oh, ti saluta anche Mirko, però oggi l'è timido. Ciao ragazzi, siamo nell'area camper di Segusino perché domani vado con Mirko e la Maria a fare un giro. Oh, siamo dei fottutissimi geni. 68,4 ampere da una cazzo di colonnina. Fantastico! Niente dai, praticamente ho chiamato tutti gli amici, Mirko, Diego e la DS Tech. Sì, perché sono proprio euforico, Dio caro, cioè è stata un cazzo di genialata e è nata da me, quindi insomma anche un po' di orgoglio, voglio dire. Ok, può sembrare una cosa stupida, elementare, tu dici non è una novità, cioè è una cosa che se vuoi puoi farla, è vero, per carità, però nei fatti non ce l'ha nessuno sta roba, ce l'ho solo io, cioè cazzo. E vedi a volte quanto basta poco per cambiare le cose, rivoluzionarle. Io sono tanto felice, cioè adesso so al 100%, c'è neanche il tempo di spogliarmi e lavare il cane che già ho le batterie al 100%, perché veramente arrivi in un'area camper, ti fermi, ti attacchi alla 220 e ti vedi caricare a 70 ampere, che in più dopo se c'era sole il mio sistema di Pullman fa sempre il mix, quindi che sia il DC-DC, il carica aggiuntivo o altro, si sommano anche i pannelli solari, quindi arriviamo a caricare tipo non so 90-100 ampere. Vabbè, amati. Eccolo.